Il 25 settembre sarà un appuntamento storico per il Paese, per la Lega e per il centrodestra, un momento in cui si potranno veramente cambiare le cose cercando di eliminare questa continua logica dell'assistenzialismo che da diversi anni ormai lo Stato continua a portare avanti e cercare veramente di realizzare delle azioni concrete, fondamentali per poter incentivare il mondo del lavoro, il mondo delle professioni. La Lega ha voluto per questa tornata elettorale presentare dei candidati che potessero parlare lo stesso linguaggio dei professionisti, essere in grado di capire le esigenze reali del Paese e di chi lavora per poter tutelare effettivamente tutte quelle persone che oggi si possono trovare in grave difficoltà. Il momento storico non è facile, per tante imprese, per tante aziende e per tanti lavoratori e professionisti il momento sicuramente è molto complicato e bisognerà cercare di unire le forze e fare tutto il possibile per poter portare a casa dei risultati concreti in grado di incidere in maniera effettiva su quelli che sono i bisogni e le esigenze delle persone, delle famiglie e soprattutto dei nostri professionisti che sono il motore del nostro Paese.